Bentornati a 5 News per questa nuova puntata natalizia che, come ogni settimana, vi racconta le 5 notizie più cliccate su qdpnews.it. La quinta notizia più letta della settimana arriva da Valdobbiadene, dove il prossimo 28 dicembre, nella chiesa di San Pietro di Barbozza, il neocardinale Beniamino Stella, originario di Pieve di Soligo, battezzerà la pronipote Elena Geronazzo. Alla numero 4 troviamo il tentato furto che si è verificato nell'abitazione di Roberto Bertazzoni, consigliere di minoranza del comune di Follina. I malviventi non sembrano intenzionati a santificare le feste e il paese torna sotto il loro mirino. La terza notizia più cliccata arriva da Pieve di Soligo e ci parla della scarcerazione di uno dei due fratelli albanesi arrestati perché custodivano nella propria abitazione 300 grammi di cocaina pura. Per lui l'obbligo di comparsa e di firma giornaliera nella caserma dei carabinieri di Pieve di Soligo. Alla numero 2 troviamo la notizia del rocambolesco incidente avvenuto all'altezza dell'azienda Boccon in via Montello a Pieve di Soligo. Un anziano, dopo una mancata precedenza, si sarebbe immesso nella principale contromano, scatenando ulteriormente uno scontro con un cane. La notizia più cliccata della settimana ci racconta la storia di Michele Fornasier, giovane portiere valdobbiadenese a cui è stato asportato un rene dopo un infortunio sul campo di gioco. 5 News termina qui. L'appuntamento con le 5 notizie più cliccate torna la prossima settimana. Auguri di buone feste dalla redazione di qdpnews.it.